Porto Empedocle, al Palazzetto dello Sport Carmelo Amel, si è svolto il terzo torneo regionale Open Sole del Sud, una gara comprendente arti marziali miste. All'evento sono stati presenti molti team di diverse città siciliane e il presidente di Opes Sicilia, Andrea Patti. L'evento è organizzato dalla Polisportiva Sole del Sud di Agrigento, presieduta da Calogero Rizzo e con maestro Alessio Rizzo, in collaborazione con l'Opes, ente di promozione sportiva riconosciuta dalla CONI. Oggi ci troviamo al palazzetto di Porto Empedocle, Carmelo Amel, alla terza edizione del torneo Sole del Sud. Diciamo che la prima volta abbiamo portato nella provincia agrigentina le MMA, sarebbero le arti marziali miste, per la prima volta nel torneo Light. Sarebbe un torneo dove sono ammessi tutti i colpi sia della lotta in piedi, combattimento in piedi, pugni, calci, ginocchiate, sia della lotta a terra, quindi proiezioni, leve articolari, strangolamenti. Si vince solamente per resa o decisione arbitrale. Poi inoltre ci saranno dei combattimenti di grappling, sarebbero arti marziali di lotta miste, dove si vince solamente per finalizzazione o decisione arbitrale. Non sono ammessi colpi. Poi ci saranno altri combattimenti di K1, sarebbero discipline di combattimento dove sono ammessi solamente calci e pugni. Inoltre dobbiamo dire che la nostra associazione Sole del Sud comunque sia è da 3 anni che si occupano di questi eventi, ha anche organizzato gare nell'ambito del karate, ma quest'anno abbiamo diviso le due cose per avere, diciamo, una migliore gestione dell'organizzazione. Sono il presidente dell'Associazione Sportiva Sole del Sud. Oggi abbiamo organizzato questo evento, sono delle gare regionali organizzate sempre dalla nostra associazione in collaborazione con Opes Italia. Sarà una giornata di combattimento, di gare, che i ragazzi si misureranno ovviamente con gli altri atleti. Io come presidente cerco di dare un contributo allo sport agrigentino e di organizzare questi eventi per dare modo ai giovani di motivarsi e gareggiare e portare avanti lo sport. In più volevo ringraziare tutta l'amministrazione comunale che ci ha dato l'opportunità di organizzare questo evento qui a Porto Empedocle per la prima volta. Speriamo che nel susseguirsi degli anni continua sempre. Oggi siamo qua al Palazzetto dello Sport Carmelo Amel. L'associazione APD Sole del Sud noi abbiamo dato l'opportunità di fare questa manifestazione qui al Palazzetto a Porto Empedocle, grazie anche all'aiuto dell'amministrazione comunale e di me sottoscritto in qualità di consigliere comunale abbiamo realizzato questa manifestazione sportiva. Sport che comunque il palazzetto che comunque è un centro di ritrovo per tutti, fin da sempre è stato così qui a Porto Empedocle e comunque l'importante è valorizzare qualsiasi tipo di sport e qualsiasi evento per la città empedoclina.